scenario era quello di un incendio e l'apparato di soccorso esattamente lo stesso che si muoverebbe in caso di una reale emergenza. Resterà di certo impressa nella mente degli studenti della scuola media Tiziano Vecelio di Godiga di Sant'Urbano l'esercitazione organizzata dalla Regione e dalla Protezione Civile nell'ambito del progetto Scuola Sicura Veneto. In campo Vigili del Fuoco, su M118, Protezione Civile e Carabinieri. Queste esercitazioni hanno una duplice valenza. Per un verso servono a testare il sistema di intervento da parte di tutti gli enti preposti al soccorso. L'altra valenza fondamentale è quella, di insegnare agli insegnanti e ai ragazzi insegnare comportamenti virtuosi, imparare in tempo di pace per poter poi saper intervenire nel caso in cui dovesse verificarsi davvero un'emergenza. L'allarme, l'evacuazione della scuola, quindi il recupero dei feriti. Queste iniziative promosse dalla Regione Veneto e da tutti i soccorritori sono sicuramente utili. Sono certa che i ragazzi, ma non solo, faranno tesoro di questa esperienza e che la porteranno a casa, quindi avranno modo di raccontare ai loro genitori, ma anche a chi conoscono l'esperienza fatta oggi, e ne faranno tesoro sicuramente. Inutile dire che ad impressionare maggiormente i ragazzi sono stati elicottero, autopompe e strumenti impiegati dai soccorritori. A me piace la meccanica e queste cose, quindi vedere come funzionava tutto nelle autopompe, quanto erano grandi le cisterne, qual era la pressione dell'acqua, come si faceva la schiuma, tante di queste cose erano molto interessanti. È stato molto bello questa esperienza, da tempo che aspettavamo, già da ottobre l'avevano programmata, è stato molto, molto bello, anche non mi era mai capitato di una cosa del genere. Cosa ti è piaciuto di più vedere qua dei mezzi? L'atterraggio dell'elicottero. È un vantaggio soprattutto per delle persone che magari stanno molto male e ci sono dei mezzi che non possono andare a salvarli e per fortuna c'è questo mezzo di trasporto che può essere di aiuto. È stata interessante perché ci può anche servire di lezione nella nostra vita.